sono Francesca Bianchi, mi occupo da 20 anni di comunicazione e da più di 10 anni di relazione e di comunicazione empatica. Mi occupo anche di mappa comportamentale umana. Che cos'è? È uno strumento che dà la possibilità, tramite dei test, che in questo webinar ovviamente non riusciamo a fare, di valutare quella che è la nostra mappa comportamentale, quindi i punti di forza e di debolezza di ognuno di noi. Io vorrei impostare questo webinar in questo modo, se voi lo condividete. Farei una mezz'ora di presentazione delle linee essenziali di quelli che saranno eventualmente i corsi o il corso, e poi vi lascerei proprio libertà di farvi tutte le domande che vi vengono in mente. Vi solleciterei proprio a farle, perché così magari riesco a rispondere in maniera più precisa a quelli che sono i vostri obiettivi e le vostre aspettative relativamente ad un impossibile corso. Quindi io alla fine della presentazione chiuderò le slide e poi ci rivedremo così di persona e potremmo avviare un dibattito che spero sarà partecipato, perché in questo modo così riusciamo anche ad esplorare di più quelle che sono le vostre, diciamo così, curiosità. La prima slide rappresenta un'immagine che è nota un po' a tutti, è il famoso simbolo di condivisione. Che cosa vuol dire condividere una relazione? Vuol dire moltissime cose. Io qui ho enunciato 3 passaggi della condivisione di una relazione. La consapevolezza, che cos'è? Conoscere come ci relazioniamo con gli altri è il primo presupposto per conoscere come gli altri si relazionano con noi. Non è possibile avere una conoscenza parziale della relazione. Ognuno di noi è in grado di riconoscere la relazione quando conosce i propri meccanismi di relazione. Ecco perché dopo la consapevolezza avviene la conoscenza. L'evoluzione, parliamo ovviamente di evoluzione comportamentale o relazionale, avviene quando io ho avuto questi passaggi, quindi quando ho raccolto determinati tipi di conoscenza. La citazione che ho inserito in questa prima slide è una citazione importantissima che a me piace moltissimo, la cito molto spesso, è di Nelson Mandela, premio Nobel per la pace, e dice: una persona è tale attraverso le altre persone. Cioè noi non siamo esseri isolati, come è ovvio che sia e come ci accorgiamo nel quotidiano, ma siamo attraverso gli altri. L'alchimia della relazione. Cosa significa conoscere se stessi? Conoscere se stessi è un viaggio affascinante nel mondo della propria consapevolezza. Guardate, molto spesso nella relazione noi abbiamo grandissime aspettative, cioè spostiamo verso gli altri quelle che sono le nostre aspettative nella relazione. Ci aspettiamo quindi che gli altri vengano incontro a noi, ci comprendano e comprendano quelli che sono i nostri meccanismi relazionali. È invece necessario spostare l'obiettivo, e cioè prima di tutto conoscere noi stessi per poi iniziare a conoscere gli altri. Seneca diceva che è necessario girare il mondo con una lampada in mano. Conosci te stesso, diceva, per poi conoscere gli altri. Un altro grande italiano ha detto: ciò che noi conosciamo di noi stessi non è che una piccola, forse piccolissima parte di quello che noi siamo. Perché cito questa frase? Perché nella relazione noi conosciamo i nostri meccanismi, ognuno di noi sa, per esempio, qual è il carattere, qual è la personalità, però raramente conosciamo i meccanismi di questa personalità e come soprattutto ci esprimiamo nella relazione con l'altro, cioè quali sono i nostri input comportamentali. Gestire bene la relazione significa vivere e lavorare in una situazione di benessere. Il mondo del lavoro per primo si è accorto di questo, non moltissimi anni fa peraltro. Si punta molto alla conoscenza e alla competenza, per esempio, nel mondo del lavoro. Poco, o perlomeno molto poco in questi ultimi anni, alla capacità di relazionarci con gli altri. Chiunque di voi lavori sa meglio di me
quanto è importante andare d'accordo o avere una situazione di armonia o di benessere in un ufficio o con dei colleghi di lavoro, perché il lavoro di per sé è stressante e se ci aggiungiamo anche lo stress di una relazione mancata o di un irrigidimento relazionale, in qualche modo ci portiamo a casa un carico notevole. Quindi saperci relazionare bene significa vivere bene, avere uno stato di armonia e di benessere con noi stessi e anche con gli altri. Una buona relazione non significa solo lavorare meglio, ma anche vivere meglio perché? Perché la relazione pervade a 360 gradi la nostra vita. Cioè, se voi ci pensate, ovviamente, ed è normale che sia così, la relazione invade la nostra vita professionale, personale, quindi anche sentimentale, familiare, amicale, tutto quello che è la nostra vita o la vita di un essere umano. Ecco perché coltivare una buona relazione significa coltivare un buon concetto di vita nella nostra vita. E questo è importantissimo. Per molti anni noi abbiamo puntato, specie nel mondo del lavoro, alla valutazione di un concetto di competenza, cioè viene premiata o assunta la persona che ha una buona competenza. Che cosa significa? Se io sono esperto nel mio lavoro, allora in qualche modo ho una buona diciamo, possibilità di fare carriera. Questo in questi ultimi anni è un concetto che si è un po' ampliato. Perché questo? Perché per molti anni noi abbiamo valutato che bastasse nel mondo del lavoro valutare la competenza professionale, ma si è visto, in particolare in questi ultimi anni, che la competenza professionale non basta. Io posso avere 4 lauree, 6 master, o posso avere più di 30 anni di esperienza nel mio lavoro, ma se non sono capace di allacciare delle relazioni positive e proattive, allora in qualche modo tutta la mia esperienza in qualche modo viene abbassata. Di questo si è accorto in questi ultimi anni il mondo del lavoro, che inizia a guardare in maniera più ampia quando seleziona il personale, diciamo. Questo schema ce la dice lunga su questo tipo di interpretazione. Il quoziente intellettivo, o se vogliamo l'expertise, cioè il curriculum professionale di una persona, cioè quella parte di competenza cognitiva che ogni persona accumula nella propria vita e con l'esperienza professionale, è sì una parte importante da esercitare, ma la parte più importante è la competenza emozionale, cioè il quoziente emozionale. E questo significa che nella relazione spesso noi vediamo questa parte piccola emergente e non i 2/3 di una parte sommersa. E siccome l'immagine è un iceberg, voi potete ben capire perché il Titanic si sia schiantato, perché i 2/3 dell'iceberg che non si vedeva erano molto più imponenti della parte che emergeva. Ed infatti molto spesso che cosa succede? Che se non esercitiamo una competenza emozionale, cioè una capacità di avere un approccio empatico nella nostra vita, abbiamo una visione di campo che è molto più piccola rispetto a quella che dovremmo avere. Questo avviene nel mondo del lavoro, ma anche in tutta la nostra vita. Perché i corsi che io propongo sono corsi che parlano di intelligenza emozionale o competenza emotiva, che è quella parte della nostra competenza che va allineata esattamente come 2 binari di un treno a quella che è la nostra competenza professionale. Noi dovremmo usare l'intelligenza emotiva nelle relazioni perché noi viviamo tutta la vita in un flusso di pensieri, cioè se ci pensiamo bene,
tutta la nostra giornata, a parte la notte, è una giornata che è impegnata in un'attività cerebrale che ci permette ovviamente di organizzarci il nostro lavoro, la nostra vita, la nostra giornata quotidiana. Il flusso di pensieri però non è l'unico flusso che ci attraversa, ma siamo anche attraversati da un flusso di emozioni. Il flusso di emozioni è parallelo al flusso di pensieri. Allora, a esercitare una competenza emotiva significa allineare in equilibrio benefico e soprattutto in equilibrio emotivo e relazionale questi due flussi che attraversano la nostra giornata nel quotidiano. Quindi quello dei pensieri e quello delle emozioni. Perché si parla di creare consapevolezza riguardo alla nostra capacità di relazione? Perché dobbiamo essere consapevoli che il flusso di pensieri è abbinato e paritario al flusso di emozioni. Spesso, nelle alcune modalità comportamentali, ci si concentra prevalentemente nel flusso di pensieri. In altre modalità comportamentali ci si concentra prevalentemente solo attraverso il flusso di emozioni. Questo comporta uno spostamento, una sorta di sbilanciamento nella relazione. Ecco perché è necessario creare consapevolezza, perché le domande che dobbiamo farci riguardano la nostra modalità di relazione e la modalità di relazione della persona che abbiamo davanti. Se abbiamo questo tipo di consapevolezza, questo ci agevola moltissimo nella relazione. Nella relazione, voi sapete, noi parliamo di due tipi di relazioni e riporto qui l'esempio dei binari del treno. La relazione con noi stessi, che si chiama intrarrelazione, e la relazione con gli altri, che si chiama interrelazione. Non è possibile attivare una buona relazione con gli altri se non siamo consapevoli di tutte e due queste strade e se queste due strade non viaggiano in parallelo. Le centine, che sono quelle assi di legno che nelle ferrovie uniscono i due binari del treno, sono date dalla nostra consapevolezza e dalla competenza emotiva nella relazione, che mette bene in equilibrio queste due strade di ferro, che sono strade che portano, se ben equilibrate ed allineate, ad un'ottima relazione con noi stessi e con gli altri. Perché la comunicazione emozionale è positivamente virale? Perché ci agevola nella relazione? Guardate, qui c'è uno schemino abbastanza facile. Il nostro cervello è suddiviso in due parti, come voi ben sapete, l'emisfero sinistro, che indica tutta quella che è la nostra attività cerebrale, quel flusso di pensieri che vi ho detto prima ci oltrepassa tutti i giorni. L'emisfero destro invece ha una competenza nella ricezione dei dati emozionali. Ecco perché questi due emisferi, oltre a lavorare in sincrono per nostra fortuna ovviamente, sono disegnati bene in maniera diversa. Ognuno è necessario all'altro, ma è anche necessario che queste due abilità che noi abbiamo lavorino in sincrono. È anche vero, ed è un dato, diciamo, medico, che l'emisfero sinistro processa tutti quelli che sono i nostri dati scientifici, quindi i nostri pensieri, velocemente e altrettanto velocemente li rilascia, quindi li dimentica. È altrettanto vero che l'emisfero destro, che invece imputa tutte quelle che sono gli stimoli emozionali, trattiene moltissimo queste situazioni, questa emozione. Ecco perché si parla di comunicazione emozionale, perché noi, se andiamo a vedere la percentuale di ciò che ricordiamo, noi ricordiamo il 10% di quello che leggiamo, il 15% di quello che ascoltiamo, ma il 75%
di quanto viviamo come esperienza emozionale diretta. Ecco perché un conflitto, per esempio, con una persona cara o con un collega, un conflitto che ci colpisce emozionalmente, rimane molto a lungo, ha quello che viene chiamato un imprinting lunghissimo nel nostro cervello. Ed ecco perché la potenza della competenza emotiva è entrata a tutto piano e a tutta attenzione, specie nel mondo lavorativo. Che cosa vuol dire avere una comunicazione emotiva? Guardate, l'immagine, per quanto un po' abbozzata, è abbastanza chiara. Quando noi lanciamo un sasso nell'acqua, oppure colpiamo un bicchiere di cristallo, è l'effetto del diapason. C'è un suono o l'adesione di alcuni cerchi concentrici che si prolungano nell'aria o nell'acqua. Questo suono nella lingua italiana si chiama risonare. Che cosa vuol dire quando noi esercitiamo una competenza emozionale? Che risultiamo persone risonanti. Che cosa significa questo? Che riusciamo con molta più facilità ad entrare nella lunghezza d'onda di una persona o di una relazione. Quando noi cerchiamo di sintonizzare una radio nella nostra macchina e non prendiamo la fascia di frequenza, il suono che viene emesso è un disturbo, cioè un suono disturbante. È lo stesso suono che noi percepiamo o potremmo pensare ci viene dato da una relazione non ottimale. Quando noi sentiamo quello stridio con una persona che abbiamo davanti o con un collega con il quale non riusciamo ad entrare in sintonia. Ecco perché si parla di essere nella stessa lunghezza d'onda, oppure comunque di entrare nella pelle di un'altra persona. Una persona risonante non solo è in grado di generare empatia, ma è in grado di essere viralmente positivo nella relazione, di creare un impatto positivo. Guardate, le tecniche di empatia e di intelligenza emotiva sono state studiate e promulgate da uno psichiatra che si chiama, è ancora in vita, Daniel Goleman, che ha studiato la funzione emotiva del soggetto, cioè ha chiesto e si è chiesto come mai alcune persone erano in grado di creare legami relazionali molto positivi e proattivi e quindi di andare d'accordo con un numero incredibile di persone rispetto ad altre. E lui ha detto, queste persone erano in grado di mettersi nella stessa lunghezza d'onda emotiva rispetto ad altre persone che non erano in grado. E quindi ha creato una definizione. Che cos'è la funzione emotiva di un soggetto? È quella capacità che un soggetto ha di orientare emozioni positive nelle persone che frequenta. E come lo fa? Con uno strumento, cioè l'intelligenza emozionale. Queste capacità danno una performance, ma soprattutto ciò che mi interessa di più. Allora, la capacità emotiva del soggetto non è qualcosa di sconosciuto o un potere soprannaturale, è qualcosa che il soggetto ha, tutti noi ce l'abbiamo come potenzialità, dobbiamo solo coltivarla attraverso la consapevolezza delle nostre e delle altrui capacità, ovviamente, la conoscenza e l'evoluzione. È quindi uno strumento, la capacità di natura emozionale, che ognuno di noi ha potenzialmente, deve solo ritrovare dentro se stesso e studiarlo ed esercitarlo. Ecco perché nei miei corsi non si danno regole precise, perché nell'esercizio dell'intelligenza emozionale non c'è una regola precisa per tutti. Non è possibile dare una regoletta o una formula magica che possa essere buona per tutti quanti. Ognuno di noi deve trovare la sua regola e la può trovare con questo strumento, perché ognuno di noi ha, se ci pensate bene, una modalità di relazione, quindi una dinamica di comportamento personale
che è la risultante di ciò che è la sua vita, quindi quella che è stato il suo vissuto, il suo ambito familiare, le sue esperienze, le sue ferite, le sue gioie, e quindi non è possibile dare una regola per tutti quanti. Chi la dà è un po' un imbonitore, diciamo. Che cosa significa, e qui ci addentriamo un po' di più nella pratica, esercitare una capacità di comunicazione risolante? Significa esercitare una corrispondenza con l'intelligenza emotiva, esercitare un ponte comunicazionale tra due persone. Essere nella stessa lunghezza d'onda con la persona che abbiamo davanti, sia collega che amico, che familiare, che compagno di vita, significa rimanere nella stessa lunghezza d'onda ed esercitare questa intelligenza emozionale. Vi faccio un esempio che è puramente medico, ma che è qualcosa di interessante che ci fa pensare. Se io parlo con voi o con una persona sconosciuta, i nostri profili cerebrali, cioè le nostre cellule cerebrali, rimangono in contatto e creano un ponte che viene chiamato ponte neuronale dopo 15 minuti che parliamo insieme. Se io esercito una competenza emotiva o un'intelligenza emozionale, come volete chiamarla, questo tempo di allineamento tra ciò che io sento e percepisco e ciò che voi sentite e percepite si riduce a 2 minuti. Il ponte tra cervello e cervello. E non è solo un'attività di tipo neuronale, ma è anche un'attività di tipo emotivo, perché quando noi siamo davanti ad una persona, di fronte ad una relazione, certo, pensiamo a ciò che questa persona ci sta dicendo e questa è un'attività di tipo razionale o mentale, ma abbiamo anche delle emozioni, altrimenti saremo solo dei registratori o dei robot. E quindi il flusso di pensieri è allineato al flusso di emozioni. Ecco perché è importante la carica di empatia o di intelligenza emotiva, perché questo ci permette di entrare nella lunghezza d'onda con una persona che abbiamo davanti, riducendo questo tempo, e questo è fondamentale per avere una relazione ottimale. Il ponte tra cervello e cervello, che detto così è una cosa fredda, ma in realtà è la capacità di entrare in sintonia con una persona che abbiamo davanti, quindi è ben oltre all'attività cerebrale. Partiamo a vedere e andiamo a vedere, dopo questa introduzione, che cosa esige il mercato del lavoro al giorno d'oggi. Guardate, al giorno d'oggi, e io posso dirlo perché sono testimone di questo, perché i miei corsi si esercitano prevalentemente nelle aziende, solo 4 lavoratori su 10 non si relazionano con i colleghi e non si automotivano. Le lacune emotive, cioè la nostra incapacità di entrare in empatia con le altre persone, in questo caso parliamo di colleghi di lavoro o di capi, possono annullare l'expertise tecnico. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che io posso essere un lavoratore con anni di esperienza che è bravissimo nella competenza tecnica, ma se per esempio sono un capo reparto, facciamo l'esempio, che ha esercitato questa funzione e ha competenze tecniche eccezionali, perché è 30 anni che fa quel lavoro, ma non è capace di fare squadra, di andare d'accordo con i suoi sottoposti e soprattutto di creare un buon team di lavoro e un buon clima lavorativo, allora quei miei 30 anni di esperienza vengono annullati. Perché se la mia squadra non lavora bene o se la mia compagna di scrivania, che magari è la compagna di 8 ore di lavoro, non è in grado di entrare in sintonia con me e io con lei, tutta la nostra esperienza in qualche modo viene annullata. E soprattutto la squadra non sarà performante. Ecco perché nelle aziende inizia a diventare interessante il proporre corsi o strumenti che possano in qualche modo consolidare la nostra capacità di relazionarci in maniera empatica, perché in questo modo i lavoratori hanno un benessere maggiore e soprattutto, pensiamoci bene, il non andare d'accordo o l'irrigidimento relazionale di una collega di lavoro, di un collega di lavoro,
di un sottoposto o di un capo, diciamo, aumenta visibilmente e tangibilmente il nostro stress quotidiano. Quindi ci riportiamo a casa 8 ore di stress da lavoro, che sono purtroppo ormai assodate, più 8 ore di stress relazionale, il che vuol dire raddoppiare il carico emotivo di un lavoratore medio. Ecco perché il mercato richiede altro, cioè nella ricerca del personale, nella selezione del personale, che cosa accade adesso ultimamente, perlomeno nelle agenzie o nelle aziende più accorte e lungimiranti, che oltre a tutta una serie di richieste relative a quello che è il curriculum, l'esperienza e la competenza, che sono all'interno del termine expertise, vengono richieste altre capacità. Prima di tutto la capacità di ascoltare e comunicare. E guardate che io non ho scritto sentire, ho scritto ascoltare, che comporta una capacità di ascolto attivo che va oltre al sentire le parole, ma esercita un effetto di comunicazione attiva e quindi empatica. Chi non ascolta e non è in grado di interpretare la persona che ha davanti in tutta la sua integrità e quindi trasversalità, non è nemmeno in grado di comunicare, nel senso che la sua comunicazione sarà più ridotta. Non entra quindi in una frequenza emozionale e relazionale più alta rispetto al comune sentire. La capacità di adattarsi, la fiducia e l'automotivazione, la capacità di migliorarsi, l'efficacia nelle relazioni interpersonali e nel lavoro di team, specie quando si entra nel conflitto, che viene data dallo strumento empatico, e la capacità organizzativa. Queste sono alcune delle voci che vengono in questo momento inserite quando si seleziona del personale. E guarda caso, il 73% delle competenze richieste è di natura emotiva e riguarda l'intelligenza emozionale. Anche nella leadership e nel rendimento è stato fatto uno studio ben preciso. Una bassa intelligenza emozionale, che viene chiamata una sorta di inettitudine emotiva, provoca danni alla risorsa umana e all'azienda. Perché? Perché la risorsa umana comunque accumula stress e non è in grado di avere una buona relazione con i suoi colleghi e soprattutto questo causa una bassa performance. La bassa intelligenza emozionale con situazioni che si creano abbastanza comunemente, quindi irrigidimento relazionale quando non conflitto, incomprensione, poca capacità di andare d'accordo, poca capacità di ascolto e di comunicazione nell'interrelazione, cioè nella relazione con gli altri, portano ad una bassa intelligenza emozionale. E questo che cosa porta? Sicuramente nel mondo del lavoro a una perdita di guadagno e di obiettivo, che l'azienda ovviamente è molto sensibile a riscontrare. Una perdita di motivazione, ma qui parliamo del benessere della risorsa umana. Certo. Come sto se non riesco a confrontarmi con i miei colleghi in maniera ottimale? Quante volte ho sentito nominare in un'azienda e dire con quel collega non posso andare d'accordo, mi sta sulle scatole, non riesco proprio ad approcciarlo. Ecco, questo porta a una demotivazione della risorsa umana, ovviamente, e a un basso rendimento. Perdita di tempo perché? Quanto tempo ci occorre per superare un conflitto? Quante volte, se voi tornate nella vostra mente, è successo, parliamo della vita lavorativa, ma potrebbe essere esteso questo concetto anche nella vita personale, che un conflitto ci ha in qualche modo disorientato dal punto di vista mentale ed emotivo, ovviamente, e ci ha fatto perdere la concentrazione di ciò che dovevamo fare. Ecco perché la risorsa umana che sta bene produce meglio. Perdita di risorse umane perché la risorsa umana che alla fine continua a rientrare in un conflitto perpetuato è ovvio che non solo non rende, ma magari può anche pensare di licenziarsi. E soprattutto un'altra cosa interessante, è stato fatto uno studio che mette a confronto come più è alta la mansione, quindi più compiti abbiamo, più responsabilità abbiamo nel nostro lavoro e più dovremmo avere capacità di intelligenza emozionale. Pensiamo solo ad un manager o ad un capo reparto che non è in grado di esercitare l'intelligenza emozionale. L'aumento
Voi vedete qui una tabella che è relativa all'aumento della performance rispetto all'esercizio dell'intelligenza emozionale. Facciamo l'esempio inverso. Se io sono un manager o un caporeparto che magari mi impongo assertivamente, sono piuttosto, come dire, aggressivo, non sono capace di ascoltare o di fare squadra, in quel caso non solo io non rendo quanto l'azienda vorrebbe che io rendessi, ma la conseguenza del mio mancato rendimento si ovviamente produce come a caduta, come un domino, su tutte le risorse umane che dipendono dal mio lavoro. Ovviamente, man mano che le mansioni sono più ridotte, la responsabilità diminuisce e quindi anche la performance, in questo caso, nel caso di gestione dell'intelligenza emozionale, è più bassa. Però guardate che anche un operaio che rende un più 52% non è uno scherzo nella produttività di un'azienda. Quindi queste sono percentuali che io sempre metto all'attenzione, perché quando si parla di empatia spesso si tende un po' a pensare che sia un discorso filosofico, cioè il benessere della risorsa umana magari viene inteso come welfare, che è importantissimo. Luxottica in questo caso ci dà un esempio fondamentale, no? L'asilo interno produce benessere in una lavoratrice donna, ma il benessere è tridimensionale, è trasversale, quindi riguarda anche la relazione e soprattutto la relazione. Quando si parla di questo, in genere si pensa che si parli un po' di voli di farfalle, invece non è affatto vero, diciamo, e questo è riscontrabile anche nella quotidianità. Questa è una foto che riguarda un'opera d'arte. A me piace molto perché, personalmente perlomeno, è la foto di uno scultore che si chiama Etienne Martin, che ha creato questa scultura che si chiama La conversazione oltre il vuoto delle parole. Questa scultura è itinerante e lui la posiziona in vari paesaggi del mondo, per cui se voi andate magari in internet la vedrete con dietro il mare, il lago, il bosco, eccetera, eccetera. È una scultura che a me piace molto perché ci sono dei vuoti e dei pieni. Tutti noi quando esercitiamo un'interrelazione abbiamo dei vuoti e dei pieni. I vuoti e i pieni riguardano noi stessi e gli altri. E qui riprendo l'immagine dei binari del treno. Cosa sappiamo di noi stessi nella relazione? Quanto sappiamo di noi? Perché esercitiamo quel tipo di relazione rispetto ad un'altra? E questa è la prima domanda. E cosa sappiamo degli altri? E guardate che la conoscenza delle nostre dinamiche e la conoscenza delle dinamiche degli altri va pari passo per darci e costruire una buona relazione. Ciò che noi vediamo sono i pieni, ciò che noi non sappiamo sono i vuoti. Quello che fa l'empatia e la comunicazione empatica è quello di riempire quei vuoti, per quanto possibile, ovviamente. Ecco, più che altro mi piacerebbe anche rimarcare un termine che a me piace molto, che io cito molto nei miei corsi, che è la corresponsabilità. Che cosa vuol dire essere corresponsabili? Vuol dire che io sono responsabile della buona riuscita di una relazione con me stesso e con gli altri, tanto quanto lo è un'altra persona. È inutile quindi, quando non andiamo d'accordo con qualcuno, spostare tutta la responsabilità verso l'altro. Non fa, non è, non è nelle mie aspettative, non è nelle mie corde, non è nelle mie frequenze. Certo, noi possiamo dire che con alcune persone andiamo più d'accordo e con altre meno, ma la competenza emozionale ci deve dare la possibilità comunque di attivare una relazione, se non buona od ottimale, perlomeno serena, e quindi di prevenire il conflitto relazionale o l'irrigidimento relazionale, che sono tutte quelle situazioni che ci rendono la vita più pesante già di quello che non è. Le domande quindi sono ambivalenti e riportiamo sempre il discorso dei due binari. Quanto io mi conosco? Cioè,
quali sono le mie competenze personali? Oppure, con un'espressione che a me piace molto perché è un po' più emotiva, qual è il vocabolario dei miei sentimenti? E le domande sono tante. Io dico sempre ai miei corsisti che non vorrei che uscissero dal corso con delle, diciamo così, con delle cose certe, delle certezze. Io vorrei che uscissero con delle domande, perché farsi delle domande è già importantissimo. Esplorare quello che è il nostro universo. La domanda è: uso le mie emozioni per orientarmi, mi sintonizzo sulle mie emozioni, le riconosco e le identifico? Su queste 3 domande ci sarebbe moltissimo da dire, lo esploreremo eventualmente in un'altra sede. So quali sono i miei punti di forza e di debolezza, dove eccello e dove sono incerto, mi rivolgo in prevalenza alle situazioni di genere. Molto spesso le donne fanno un elenco infinito di punti di debolezza, ma riconoscono poco i loro punti di forza. E questo non va bene nella relazione, perché ci pone in una situazione di disequilibrio. Anche se invece ne abbiamo tantissimi di punti di forza, o le persone che pensano di avere tanti punti di debolezza ne hanno altrettanti di forza. So come reagisco agli stimoli negativi, sono consapevole di quanti e quali stimoli negativi ho, e le altre domande riguardano gli altri, cioè l'interrelazione. Come interagisco con gli altri? Qual è il vocabolario dei sentimenti degli altri? Sono in grado di riconoscere le mie emozioni, ma riconosco anche quelle degli altri? Mi metto nella loro frequenza emozionale? Riesco ad entrare in empatia, quindi riconosco le persone e sono in grado di validarle, cioè di ridefinirle nella loro espressione di relazione. Sono adattabile rispetto a situazioni e persone? Ho la capacità di imparare dai fatti negativi? Ho flessibilità? Queste sono le domande del vocabolario della relazione. Come è impostato il percorso formativo? Beh, intanto posso dire, scusate se posso sembrare supponente, ma io sono sempre molto entusiasta di ciò che faccio anche. È un viaggio emozionante dentro l'universo relazionale, personale e interpersonale. Quando parlo di un viaggio vuol dire che iniziamo ad esplorare. Quindi è affascinante. È un approccio nuovo alla relazione. La relazione non è solo ciò che facciamo noi o fanno gli altri. È un matrimonio, una sinergia, un connubio, un'armonia. Ecco perché si parla di alchimia della relazione. È un'esperienza caleidoscopica nelle nostre ed altrui dinamiche comunicazionali. Caleidoscopica perché ha molti colori. Ognuno di noi ha una modalità comportamentale che riconosce tantissime sfumature comportamentali che mi piace assoggettare ai colori. È un percorso di riconoscimento del nostro mondo relazionale attraverso un test che è il test della mappa comportamentale umana. Per terminare, io ho messo una vignetta di un famoso vignettista che è mancato poco tempo fa e fa vedere chiaramente come la relazione in realtà nasce come una divisione. Ma questa divisione può essere colmata da noi se usiamo determinati strumenti, se esploriamo il nostro universo e quello dell'altro. E quando parlo di corresponsabilità, dico che ognuno deve gettare un sassetto per colmare quella divisione. Ognuno di noi, non possiamo aspettare che l'altro lo faccia, ma anche, di contro, non possiamo essere gli unici a farlo, altrimenti diventa una fatica immane. Quindi l'intelligenza emozionale e l'approccio empatico che cosa ci insegnano? Che colmare la distanza di relazione tra noi e l'altro è sempre, sempre possibile. Perché è possibile comunicare, vivere, lavorare, amare, frequentare gli altri in modalità più attiva e performante. Quando io parlo di ponte comunicazionale, parlo di 2 persone che nella corresponsabilità devono percorrere vicendevolmente una strada, no? Io vado verso di te e tu vieni verso di me. È così che ci troviamo poi in una giusta strada, no? Però giustamente le persone, ma anche io stessa mi trovo di fronte a queste problematiche,
Trovo persone che hanno voglia di in qualche modo lavorare sulle proprie dinamiche relazionali, ma che mi dicono magari la mia collega o la persona con cui ho difficoltà non fa nessuno sforzo per cambiare, no? Ecco perché si parla di consapevolezza, perché noi tutti abbiamo le potenzialità per metterci in uno stato di armonia con l'altra persona. Se noi riusciamo a cambiare le nostre modalità di relazione con quella persona con cui non siamo in sintonia, in qualche modo cambiamo le regole del gioco. Faccio un esempio. Quando noi entriamo in conflitto con una persona o in un irrigidimento relazionale, in qualche modo c'è una sorta di regola del gioco. Tant'è che noi spesso entriamo in conflitto sempre per le stesse cose e con le stesse persone. Quindi che cosa accade? Che in qualche modo io e l'altro entriamo in una sorta di gioco in cui ognuno dei due deve fare quella parte. È chiaro? Ecco. Se io ho conoscenza di come mi comporto e sono in qualche modo motivato a cambiare le mie regole del gioco, l'altro in qualche modo, anche se non cambia le sue, viene in qualche modo per conseguenza sollecitato a cambiare. Tantissimi conflitti lavorativi vengono in qualche modo risolti in questa situazione. Un esempio banale, un capo che ha un ragazzo sotto di lui, che ho vissuto e che vivo molto spesso, che non è produttivo, entrano in conflitto e non riescono a parlare, a comunicare tra di loro. Questo è importante perché il ragazzo non produce e il capo non riesce a comunicare quello che vuole a lui. Abbiamo valutato le dinamiche del capo, che erano dinamiche molto assertive, quindi molto volitive. Ragazzo molto emotivo, in qualche modo si sentiva schiacciato, non rispondeva alle esigenze e si sentiva minacciato. Quindi si chiudeva in se stesso e non produceva. E inoltre il rapporto tra i due era diventato molto rigido. Cosa è stato fatto? È stata fatta un'analisi di come questa persona, questo capo comunicava in relazione all'altra situazione del ragazzo, facendogli vedere quali erano le conseguenze che lui provocava se si comportava così. Nel momento in cui il capo ha cambiato leggermente il suo atteggiamento, il ragazzo non solo si è stupito, ma ha lavorato a sua volta su se stesso, comunicando molto di più rispetto a prima il suo disagio. Questo è bastato perché andassero d'accordo e perché il ragazzo iniziasse a lavorare il doppio rispetto a prima. Questo però che cosa? È stato dovuto a che cosa? A una maggiore consapevolezza delle modalità del capo, che era convinto comunque di essere una persona molto, come dire, tranquilla, e non lo era, ok? Perché per lui era normale essere così, e una maggiore consapevolezza del ragazzo, che ha visto cambiare delle dinamiche. Ecco, queste situazioni qui alle volte vengono risolte veramente in una modalità molto lieve e molto breve, ma però partono da una consapevolezza. La persona riservata e chiusa, che notoriamente viene sempre un po', come dire, trascurata, no? Nel rapporto interrelazionale, perché diventa comunque una persona misteriosa, noi dobbiamo capire che la maggior parte delle persone non lavora con l'empatia, non lavora con l'esercizio di intelligenza emozionale. Quindi che cosa accade? Che si fa poche domande sull'altro, già si fa poche domande su se stesso. Questo accade a tutti, a tantissime persone, insomma. Per cui che cosa accade? Che sicuramente la persona che non comunica, che è riservata, risulta essere un enorme punto di domanda per le persone. Quindi nel bene e nel male questo ovviamente. Per cui la persona più sensibile, più emotiva, potrà in qualche modo riuscire a capire qual è il suo lato migliore, diciamo, quello che lei comunque tende a nascondere all'altro. Le altre persone, e mi creda sono tantissime, perché sono ben poche le persone che comunque attivano un esercizio di empatia verso gli altri, hanno tante difficoltà a interfacciarsi con persone come lei, perché la sua personalità risulta molto, come dire, imperscrutabile. Quindi
Di contro, le persone come lei, a mio parere, non la conosco, non la vedo nemmeno nel viso, ma posso affermare che hanno delle qualità incredibili, perché chi comunica poco in realtà è invece propenso a studiare molto. Sì. Cioè la persona che comunica poco è una grande osservatore, è un grande osservatore degli altri.